Bene ragazzi, altro giro, altra corsa. Oggi ci troviamo a... non mi ricordo comunque, dopo lo vediamo. Proviamo a seguire il sentiero per trovare il dragovaio. Ma qui non siamo a Lavarone, siamo a frazione Gyeonggi. Gyeonggi mi sa da Chinese. 200 metri di livello, 45 minuti. Partiamo da qua. Questa è una frazione di Lavarone. Ecco il nostro obiettivo. Devi fare la foto dopo quando torniamo. Allora? Stiamo cercando la strada pedonale. Ma non perché ci sentiamo male. Allora, la Croce Rossa. Ancora la carica dei babbi. I babbi Natale in cerca dei draghi. Siamo un po' in senza droghe. anticipo. Però ci stiamo portando avanti con i lavori. Questa sembra un paese da fiaba. Qui abbiamo un'altra segnaletica che segna drago. Acqua potabile d'estate. La carica dei babbo. Di circa 113 anni provenienti dalla Val Morta, 1000 grotte nel comune di Lavarone. La professoressa Almeno qua ci sta spiegando 13 anni da ci ha dove fatto proviene, non come l'albero del Papa da dove proviene quest'albero. 113 anni, tanta roba. No, ma il presepino qui incorporato, ma è fighissimo questa roba così. Te ci credi che vediamo il drago con il sole? Forse sì, perché lo stiamo portando noi. adesso, Sono viola, poi sono rossi. È da 751. A me è da 800. Quindi Questo è un bel percorso da dai, su fare. 50 metri. Relax. Per noi sì. Sempre relax. Talmente relax che alla fine si vede perfino un drago. Fontanelle, Sentiero delle fontanelle anche. Che basta seguire i nuovi segnovia. C'era arrivato una signora che l'ha preso quando aveva le bambine piccole. Dai. Sì. Adesso le bambine, se non ho visto male, una ha sui 15 anni. Difficile perdersi. Quando abbiamo fatto il coso. Guarda lì, jingle Veramente, bell, io adesso jingle telefono bell, jingle, al telefono jingle azzurro perché mi bell. state stalkerizzando, va bene? Mi stanno portando a vedere il drago. Tanta paura io del drago. I cappellini di Natale. Figo. Allora, qui siamo nella rotonda, Storia del drago. nella rotatoria del drago. La facciamo tutte. Che stupido. Sì che ce l'abbiamo comunque, cioè almeno io. Ecco, dragovaia. Alto 6 metri e lungo 7 metri, 3000 viti, 200 pezzi di radici e scarti della famosa tempesta vaia. Ci siamo quasi. Allora ci siamo io e Polpetta Mollic E Snoopy. e Snoopy. Ui, mi ghiaccio. Ultimi metri prima di arrivare. Dove? Si spera a vedere il drago del Vaia. C'è ghiaccio, occhio. Ecco qua, è qui diritto, dai. Ecco. Mamma mia. Mamma. Dai che andiamo. Per me è volato via. Ed eccoci. Eccoci. Qui la tempesta vaia, vedo per terra che ha distrutto tutto. Ma ha fatto nascere un drago. Ecco. Ha fatto nascere la magia. Ecco. Eccoci arrivati, facciamo il giro panoramico 360 gradi. Ecco come è fatto. Faccio tutto il giro. La coda, ecco la coda.
hai fatto la foto mentre... No, dai, bacino. Oh, grande. Sì. Sì. Ecco, bambini. Come tornare bambini in 5 minuti? Bambini! No! Vai a portare le spalle. Esatto. Cos'è? Cos'è? Ma cosa stai facendo? Nevica! Ma perché? Perché scappa? No, ma dobbiamo Oh, Cristiano, che te ci metti pure te? Ma porca miseria, non vale, questi giochi così. E io sono in minora. Adesso la scia al bar. Ah. Aspetta che il polpetto viene. Vai, il polpetto. Aspetta. Oh, in faccia! Ah, ma lei ha... Cioè, tecnicamente stiamo facendo Eccoci la qua, processione di Olaf. ci stiamo portando... Oggi in processione Olaf. Ma andiamo. Vai. Io C'è chi bene, ha no, il pupasso e chi ha il pupasso. Dovevano anche le fioccolate. Allora si beve, dai. Finito si il giro spazia. del drago. Allora aspetta, tu ti devi lavare Grandi. le mani, però. Sì, certo.